Perché è grave il modo come la Regione Siciliana sta cercando di affrontare tutta la questione che tiene il consorzio di politica. Tenuto conto che ci sono lavoratori che da 3 mesi devono percepire lo stipendio, che lavoratori che l'anno scorso hanno compiuto 151 giornate quest'anno verranno licenziati a 50 giornate, e tutto avviene nel contempo in cui la Regione Siciliana rispetto a queste problematiche non dà risposte serie e concrete. Cosa chiedete? Noi chiediamo urgentemente lo sblocco delle perizie per far sì che i lavoratori continuino la loro attività lavorativa e soprattutto che vengano destinate quelle risorse necessarie affinché il consorzio possa effettivamente svolgere il proprio servizio. Perché qui noi non stiamo soltanto cercando di difendere i diritti dei lavoratori per una giusta retribuzione per le giornate lavorative, ma noi sappiamo che se il consorzio è messo nelle condizioni di dare e di erogare i servizi che deve dare, dà una risposta positiva all'agricoltura catanese, cosa che in questo momento è abbastanza marcata. Se non avrete questa risposta? Ma noi intanto abbiamo programmato oggi questa giornata di sciopero, se non avremo le risposte adeguate, tenuto conto che appunto da questo fine settimana i lavoratori saranno a casa, noi metteremo in campo iniziative di lotta anche di natura eclatante. Noi accenderemo e faremo accendere i riflettori sulla questione del consorzio di Catania a tutti i livelli, perché noi sappiamo che qui non c'è soltanto in gioco il destino di un centinaio di lavoratori catanesi, qui c'è in gioco il destino dell'intera agricoltura catanese. Nome, cognome e politico. Alfio Maniero, segretario generale della FAI Catania. Grazie.